Ancora una battaglia, stavolta perduta al tiebreak per la SEA Paragona, che è in vantaggio per 2-1 dopo aver perso il primo set. Si fa rimontare da un Sorione Castellana Grotte, che prima pareggia i conti e poi allunga e vince il tiebreak, portando a gara 3 la squadra di Collavini. Il match è stato dai tanti volti e la chiave del successo del sestetto pugliese è stato certamente il calo di Lenia Cammisa, a tratti stratosferica, ma che non poteva certo reggere per tutti i 5 setti il peso dell'attacco aragonese, e una ricezione che nel finale del quarto set, con la palleggiatrice di casa al servizio, ha più che barcollato, ceduto. E dire che alla fine del terzo set il Castellana era stato messo alle corde da una SEAP a tratti straripante. Adesso per la promozione in B1 tutto è rimandato a gara 3 di sabato 8 giugno, inizio alle 18 al Pala Nicosia, per una sfida che vale un'intera stagione tra due squadre che al tirare delle somme si equivalgono, anche se la squadra aragonese ha qualche cartuccia in più da poter sparare a livello di organico. Il Castellana Grotte, anche in gara 2, ha mostrato delle sofferenze tenendo in campo, come era successo ad Agrigento, la forte scacciatrice Cipardi, in condizioni fisiche precarie. Questo per la SEA Paragona potrebbe essere un segnale positivo, visto l'organico ridotto del sestetto pugliese, che non dispone di adeguati campi. A fare la differenza sarà sicuramente il fattore campo e in particolare la calda tifoseria che si stringerà attorno alle ragazze per trascinarle al successo. Domani giorno di riposo e poi tutti in palestra, perché la B1 non può certo sfuggire sul più bello.